Continua la marcia del Calcio Padova femminile, calcio a 5, che dopo l'ottimo secondo posto della stagione regolare vuol provare a stupire tutti anche nei playoff. Nel secondo turno in casa al palazzetto di Cadoneghe le biancoscudate ospitano il Pero, già incontrato in stagione regolare, finita con un pareggio e una vittoria per il Padova, che parte subito forte. C'è questa bellissima azione personale di Pinto parata dal portiere, ma nella prima parte del primo tempo è quasi solo Padova. Qua ci vuole ancora un'ottima parata del portiere lombardo per fermare Fernandez, poi si mette in mostra anche Trovò su questo tiro di Ranucci, riesce a salvare la sua porta, ma è sempre più Padova che forse spreca anche un po' troppe occasioni qua con Tasca, poi con Lidia Silva che si gira bene ma trova l'opposizione con i piedi del portiere, così anche il Pero cerca di impensierire la retroguardia biancoscudata, ma è brava Trovò in due tempi. Poi il Pero inserisce subito già nel primo tempo il portiere di movimento, ma viene punita subito da Silva. Il portiere non era riuscito a recuperare in tempo la posizione dopo aver perso palla, e così sul finire del primo tempo il Padova trova questo gol con Silva. Il Pero deve recuperare nel secondo tempo, ma trova ancora una grande Trovò che si oppone così a De Oliveira. Quindi il Padova di cattiveria ruba questo pallone con Jessica Fernandez, che poi di punta scarica un gran destro sotto la traversa e trova il 2-0 dopo 7 minuti del secondo tempo, e la strada si mette in discesa per il Padova, che gioca anche bene e trova un altro bellissimo gol con Carollo, il suo destro sotto la traversa quasi all'incrocio dei pali. 3-0 per un grande Padova, che poi nel finale trova anche il poker. Ancora il portiere di movimento punisce il Pero. Il gol è di Quagliotto. 4-0 per il Padova, che riesce anche a mantenere la porta inviolata, visto che nel finale ci vuole ancora un doppio grande intervento di Trovò. Il Padova vince 4-0 contro il Pero nel secondo turno playoff e continua la sua marcia verso il sogno della promozione in Serie A. Prossimo turno le semifinali andata e ritorno contro Firenze. Nel post gara il commento a caldo di Maria Elisabetta Pinto e Maria Carollo. Allora, siamo con le protagoniste del Calcio Padova. Parto da Mari Pinto e Maria Carollo. Parto subito da te, Mari. La partita di oggi molto diversa rispetto alla partita di domenica scorsa. Una squadra questa più ostica, però voi non avete cambiato approccio, sempre una manovra ragionata, sempre a cercare di costruire, e alla fine avete avuto ragione. Quanto è stata diversa in campo questa partita rispetto a domenica? Allora, devo dire che entrambe le partite sono state dure e se siamo riusciti a portare diciamo a casa il risultato è perché abbiamo dimostrato grandissima maturità in queste partite, le abbiamo entrambe approcciate molto bene. Riferendomi nello specifico a questa partita, sapevamo che il Pero era una squadra estremamente ostica e che non molla mai, e si è dimostrato, nel senso che il primo tempo è stato veramente duro, nel secondo tempo siamo riuscite un po' a mettere una marcia in più, probabilmente loro erano forse anche un pochettino stanche dato l'impegno di mercoledì, però il primo tempo è stato veramente duro, e penso che se alla fine siamo riusciti a costruire questa bella vittoria è frutto di una grande maturità maturata quest'anno. Adesso inizia, possiamo dire, un'altra competizione di nuovo, turni a gara di andata e ritorno. Troverete la vincente tra Firenze e Perugia. Te lo dico, stava vincendo il Firenze. Quali sono le vostre aspettative, le vostre speranze di arrivare anche in fondo a questo punto, a questo playoff, visto quanto state facendo bene? Allora, sinceramente le due squadre non le conosco, quindi non so quale sia appunto il loro valore, le loro giocatrici. Io penso che noi abbiamo dimostrato anche in Coppa di poter un po' giocarcela con tutte le squadre, di conseguenza penso che siamo in ballo e balliamo appunto, e quindi questa gara andata e ritorno vedremo un po' cosa ci aspetta, ma penso che potremo dire la nostra. Sì, diciamo che l'imbucata tra le linee è una giocata che il mister ci chiede molto spesso e che abbiamo ultimamente cominciato a fare con molta intensità, quindi è anche una mia caratteristica. Io gioco da centrale, solitamente non bazzico per le parti alte del campo, e quindi aspetto che le mie compagne mi servano e cerco l'inserimento da centrale, quindi sì.
è una delle mie caratteristiche e cerco di sfruttarla al meglio.